Finalmente si può tornare a suonare, stanno riprendendo gli eventi dal vivo e per chi fa musica dal vivo questo è un tornare a respirare. Vi vogliamo presentare oggi 4 musicisti particolarmente appassionati dei Pooh. Iniziamo con Enzo, benvenuto. Grazie. Chi sai cosa fai all'interno della band? Una band che non è una cover dei Pooh, bisogna specificare, perché invece è un gruppo tributo, tribute. Che significa? Significa che durante l'esecuzione dei brani, diciamo così, facciamo solo ed esclusivamente musica dei Pooh. Basta. Nessun altro gruppo, diciamo, cover o cose di questo tipo. Enzo, tu insieme a Giuliano sei uno dei fondatori di questo gruppo che Esatto. si chiama come? Chi fermerà la musica? È un nome originale, che è uno dei Sì. brani più famosi dei Pooh. Come mai questa passione per i Pooh? Diciamo che è nata già ancora all'età di 13 anni, quando suonavo diciamo, la tastiera per mio papà, e tra i brani magari di Bach, Minuetti, Schubert, eccetera, lì si faceva anche della musica pop. Un brano in particolare era dei Pooh, nota sorpresa. E da Brano lì poi fantastico. l'incontro con Giuliano come è avvenuto? È avvenuto casualmente nell'attività di Giuliano, che praticamente si parlava del più del meno, e in seguito al fatto che ci siamo riconosciuti come strimpellatori all'inizio, diciamo che abbiamo approfondito un po' di più la cosa partendo con un progetto, inizialmente solo così sulle basi teoriche eccetera, dopodiché si è passati praticamente a qualcosa di superiore, aggiungendo il batterista piuttosto che il chitarrista eccetera eccetera. E oggi siete arrivati che avete un intenso programma, cioè, vi esibite, Diciamo in maniera anche con passione, specialmente specialmente la passione per i Pooh. una passione che i Pooh sono sempre stati è sempre stato un gruppo odiato ed amato, no? Perché ho tacciato di essere un gruppo estremamente pop, però andando ad ascoltarli bene è un gruppo di grandissimi professionisti che hanno innovato la musica dal punto di vista proprio della sonorità, dell'uso degli strumenti e anche da un punto di vista dei primi concerti live. Grandi spettacoli sono dei Pooh, non Esatto. a caso 50 anni di carriera. Esatto, infatti il brano dei Pooh può apparire semplice perché arriva direttamente alla persona, però tecnicamente, musicalmente è costruito in maniera stupenda, nel minimo che posso dire. Cioè proprio un amore incondizionato quello vostro. Assolutamente. E oggi, dopo che è mancato Stefano Dorazio, i Pooh si sono ritirati, che valutazione puoi fare? Allora, diciamo che un po' ci siamo rimasti male, come fan ci siamo rimasti male. Diciamo che Stefano Dorazio era un batterista eclettico con capacità veramente molto, molto alte, molto elevate, musicalmente parlando. Ma era anche una bravissima persona. So che dai filmati che ho visto su YouTube e i social, eccetera, che oggi bombardano praticamente tutti i momenti della nostra vita, e ho visto praticamente tantissime cose che veramente sono meravigliose. Chi fermerà la musica dei Pooh? Nessuno, ma la musica proprio. Voi siete un gruppo comunque di persone, perdonatemi l'ardire, di mezza età, che sono cresciute un po' con quel tipo, no, di fermento musicale, però i Pooh... Io sono cresciuto anche di pancia, e quindi... Però i Pooh piacciono anche ai giovanissimi, oltre che agli Assolutamente. anziani. E come mai vi date una spiegazione? Perché c'è stata una frase che disse Dodi Battaglia, se la musica arriva al cuore delle persone ha una marcia in più. È vero, è vero. È un genere che arriva
immediatamente al cuore. Essere un gruppo tribute che esclusivamente fa musica dei Pooh, quindi musica di altri, non lo trovate un elemento limitante? Non vorreste comporre della musica vostra? Allora, io personalmente ho composto dei brani, ma diciamo che non poi magari sono hanno in suonato linea. i Pooh? Non li hanno suonati i Pooh? Assolutamente no. Ma non gliel'hai mai fatti sentire? No, in questo caso Un po' geloso. rimane una cosa mia personale. Beh, tu suoni la loro musica e la tua musica loro non la possono suonare, adesso vabbè. No, beh, se loro suonassero un brano dei miei sarebbe realizzato il sogno, posso prendere la tastiera, metterla via e fine della trasmissione. Vabbè, facciamo arrivare il messaggio a Red Canziana che abita da queste parti, cioè facile magari. No, diciamo che meglio di no, in questo caso meglio di no. Preferisco che continuiamo praticamente a fare la loro musica, anche perché non ci posso, almeno io personalmente non mi sento ai livelli dei Pooh, per cui praticamente no. Giuliano, tu sei un po' il boss del gruppo? No, assolutamente no. Nel nostro gruppo non c'è un boss, anche perché non sarebbe giusto innanzitutto, nel rispetto di tutti i miei colleghi. Quello che decidiamo si fa, uno ha una sua idea anche sulla musica, su cosa si vorrebbe fare e da lì poi, a parte c'è lo zio, poi naturalmente abbiamo visto prima il nostro carissimo, che lo chiamiamo zio. Perché? Perché abbiamo Enzo, appunto, Sì. e poi Renzo che è il chitarrista. Allora ogni tanto vogliamo dire chiamiamo Enzo, invece vogliamo chiamare Renzo, allora abbiamo zio. deciso di chiamare zio. Il Però nostro sembra tastierista. zio perché è un po' più grande degli altri? Invece non è così, purtroppo. No, è perché forse sembra... È più piccolino, ma sembra più grande? ma è simpaticissimo. Dai. L'abbiamo L'avete appena visto, conosciuto. Lo zio, Eh. se mi permette là dietro, vedo che non mi Penso di tira sì. niente, lo zio alla fine è stato un po' lui a convincerti Sì, a ritirar fuori la chitarra, tu sei Esatto, basso, giusto? sì. No, basso di altezza, nel senso Sì, che no, suoni no, il sono il basso. basso, e gli hai detto, ma i Pooh, subito? Beh, diciamo che è sempre stato il mio No, i sogno, Dire il mio Straits. mi Beatles. piacciono, non sto dicendo immagino, che non ma mi perché piacciono. proprio i Pooh? È una musica che mi è sempre affascinato, il modo loro di suonare, le loro canzoni, i loro testi. E poi ho iniziato il mio primo ascolto dei Pooh, è stato nel 76, con Rotolando Respirando, un brano, Dammi solo un minuto, dove c'è Dammi solo un minuto. Che la dice tutta, prima si diceva no, sulla semplicità dei temi Esatto. che arrivano diretti, ma se poi tu stai a ragionare su che cosa significa dammi solo un minuto, Sì. ognuno può trarre le proprie esatto. conclusioni. Da lì Quindi mi siete hanno- partiti 5 anni fa, se non sbaglio. 5 anni fa, sì, a novembre facciamo 5 anni di musica, voglia di fare, insomma, di divertirsi. All'inizio appunto c'era voglia di fare, divertirsi e suonare insieme. Poi come siete arrivati ad esibirvi in pubblico? Beh, sai, Faccia tosta o... anche quella, ci vuole anche quella, far finta di nulla e andare avanti sempre, Oppure- come se uno sbaglia, andare avanti Oppure sempre. qualcuno aveva bisogno di qualcuno che suonasse e guarda caso passavate voi e... Ma è stato casualmente come si fa con tutte le cose. Ci hanno sentito suonare parlando così come stiamo facendo adesso. Ah, ma voi fate? Sì, noi facciamo, volete provare? Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto proviamo. Quindi avete iniziato nei locali? Sì, su un locale. Poi sì, di sì. parola in passaparola? Anzi, non sul No. locale, su una piccola sagra qui di un paese non molto lontano da qui. Padovani tutti? Sì, beh, io sì, Enzo è Lo zio? lo zio, Milano, giusto? Ah, addirittura? Sì, poi c'è il cantante, quello che si è unito adesso a noi, Spinea, giusto? Vabbè. E la Caterina è padovana. Ok. Giusto Caterina? Torna- Poi abbiamo il chitarrista che è padovano, Che non c'è per oggi. oggi non c'è perché lavora, non faceva in tempo, Non ha- e il batterista anche lui Lui padovano. lavora. Esatto, lui lavora. Beh, Voi io mi sono suonate? alzato prima, però Voi attenzione. suonate? Magari. Suonate, cantate? Ogni tanto lo chiamiamo. Vi piacerebbe, prima si scherzava nel fuori onda, vi piacerebbe vivere di musica? Assolutamente sì. Serve, però ormai.
Comunque voi avete delle vostre delle piccole tournée, no, nel territorio, Sì, e anche voi avete patito del blocco. Quanto ha inciso sul vostro spirito, sulla vostra passione, questa impossibilità di esibirvi? Vi facevate anche voi lo streaming? Sì, abbiamo fatto un paio di canzoni, sì, abbiamo provato, eccetera, di cui una è anche venuta fuori molto bene, secondo il mio punto di vista. Ce l'avete portata per caso? Perché ci avete portato dei contributi? Abbiamo qualcosina, sì, abbiamo portato qualcosina, sì, va bene. Diciamo che, almeno personalmente, nel tempo, sì, mi aveva un po' preso, ho detto qua aiuto, cosa facciamo? Poi ci siamo sentiti per telefono, per via mail, facciamo questa canzone, la facciamo, non la facciamo, rifacciamo la scaletta, tanto per tenersi sempre in allenamento e insomma abbiamo superato questo momento, insomma, speriamo. Prima Enzo diceva che la passione, che cosa appunto vi spinge a suonare, che cosa rappresenta per voi, che cosa vi dà? Al di là di quello che poi dà a chi vi ascolta. Beh, innanzitutto la passione per la musica, che sia Pooh, che sia Dire Straits, che sia Bach o altre cose, è la passione che ci ha legato naturalmente. Poi mi piace esibirmi. Quindi c'è anche una buona dose di egocentrismo, vedi che sei il boss, sì, sei il no, boss, no, sei il boss, no, sei l'uomo no. immagine, secondo me. No, non ascoltarlo, non mi ricordo tu, ha detto Paolo, la new entry. Sì, esatto, era un nostro fan purtroppo. Chi fermerà la musica? Chi ha deciso questo? Perché sembra proprio che voi vogliate caratterizzare nell'esclusività dell'interpretazione delle canzoni dei Pooh. Beh, allora, c'è stato non uno studio, però non sapevamo come, perché tanti altri gruppi hanno già i Boomerang, poi c'è Ascolta, cosa che nome diamo? Avevamo iniziato con un nome che non c'entrava assolutamente nulla con i Pooh. E poi mi ho detto, ma noi siamo un tributo, cioè all'inizio eravamo cover, attenzione, poi mi ho detto vogliamo fare il tributo, allora diamo un nome un po', e parlando con Enzo, chi fermerà la musica? Ma sai che quasi quasi ci sta, e abbiamo messo chi sembra un po' un musica. titolo dei film che usava la Wertmüller, no? Esatto, sembrerebbe vero, però sì. Non è così, non è così, ecco. Si parlava prima, si dicevano i Pooh, un gruppo che ha festeggiato 50 anni di carriera, però ci sono stati dei momenti in cui qualcuno è andato per la propria strada e non a caso lo strada facendo Riccardo Fogli, credo che sia stato per parecchio tempo, no? Lontano. Sì, se vogliamo tornare un attimo indietro, prima di Riccardo Fogli. Voi avete un Riccardo Fogli in gruppo? Spero di no. Spero di no. Io ti volevo portare. Spero proprio di no. Oddio. No. Beh, diciamo che prima di Riccardo Fogli c'è stato Valerio Negrini, il fondatore di Pooh. Non me lo ricordo. Un batterista che è sono scomparso, troppo giovane. ma esatto, sei giovanissima, anzi, veramente. E poi è entrato Stefano Dorazio. E poi Valerio Negrini è stato il paroliere dei Pooh praticamente per quasi 50 anni. I Pooh sono stati, e questo in dubbio a prescindere che si ami o non si ami la loro musica, sono stati però i primi coreografi, se vogliamo, dei propri concerti. Effetti speciali molto così, non posso dire come rudimentali. Ecco, esatto. Voi i vostri effetti speciali, perché immagino che non abbiate la macchina dei Pooh, no? Macchina economica, organizzativa. È molto economica la nostra. Come li fate gli effetti speciali? Beh, sai, adesso un po' la tecnologia rispetto a quegli anni ci sta aiutando. Per cui insomma i fumi, abbiamo cambiato la nostra macchinetta dei fumi. E vi siete mai intossicati? Attualmente no, l'unico forse può essere Paolo che ogni tanto ha questi momenti così, sparisce dal gruppo, esatto, poi li facciamo, guarda che siamo qua, sì. Caterina, sei la signora del gruppo e anche, diciamolo pure, la più giovane. Sì. Gli stacchi di molto, Un po' di anni, sì. Come mai questa passione per i Pooh? Allora, diciamo che io conoscevo già un po' di canzoni perché mia mamma mi faceva ascoltare tante canzoni, sono nata praticamente, cresciuta con Pooh, con i cantanti degli anni 70, 80
E conoscevo qualche canzone dei Pooh, però diciamo il zio mi ha parlato un giorno per caso che stavano cantando e stavano mettendo su questa band e cercavano una voce femminile o comunque una voce alta, e siccome lo zio conosceva che io cantavo e avevo una tonalità un po' più alta, mi fa: se vuoi venire a sentire il gruppo, vieni a fare qualche prova e vediamo, insomma. E ho provato una sera ad andare alle prove e non mi sono più fermata, eccomi qua. Tu quindi cantavi prima di incontrare chi fermerà la musica Tribute, Sì, quindi sì. non era solo che ascoltavi la No. musica insomma, di tua mamma, quindi No, diciamo la che passione per il canto sì, nasce... da quando ero piccolina praticamente. È la tua professione? No, però mi piacerebbe da una parte, sì, quello sì, perché è sempre stata fin da piccolina. E tu cantavi in altre band che hai abbandonato per questo gruppo? Sì, diciamo che... Ma più per i Pooh o per loro? Perché devo dire che siete molto simpatici insieme. Sì, abbiamo fatto veramente un bel affiattamento, mi diverto molto con loro, è una band molto divertente soprattutto, ma anche per la passione della musica. Chi è più simpatico di loro? Tanto non ci sentono, solo 3 su 5 forse sentono. No, dai, diciamo tutti quanti, veramente, sono quasi diventati come una famiglia, ecco. Perché... E la musica dei Pooh che cosa rappresenta? Anche tu sei d'accordo sull'esclusività dell'interpretazione dei brani di questo gruppo o ti piacerebbe anche spaziare in altri ambiti? Ma diciamo che la musica di Pooh secondo me è una musica completa, perché varia veramente, va dalla tranquillità delle musiche un po' più lente, però vai anche verso la parte un po' ritmata, tipo come una specie di dance degli anni 70, quindi veramente è molto bella da sentire. Quindi è varia, secondo me, per quello anche piace tanto a un pubblico vario, ecco. Interpretare i Pooh sul palcoscenico vuol dire anche avere molta energia fisica, Sì, perché sì. bisogna saltare e in qualche modo si pensa magari a DJ Francesco e la scuola è quella, non è che DJ Francesco ha inventato No, nulla. infatti. Sì. Padre, zii vari, Sì. le evoluzioni sul palco. Come vi preparate a questo? Durante le prove, diciamo, simuliamo una sorta di concerto e diciamo anche quello che dobbiamo dire durante il palco, durante il concerto, quindi diciamo facciamo una piccola simulazione, ecco. Comandi tu nel gruppo? No, non sono io che comando, io do qualche consiglio se posso, ma... Ti ascolta? Sì, dai, dopo ognuno fa quello che vuole, però alcuni ascoltano, dai, sì. Come vi preparate ad ogni concerto? Perché tutto è nato un po', no, si parte divertendosi Sì, e se ci si infatti. diverte automaticamente si comunica anche divertimento e piacere di Certo. ascolto. Sì. Quindi come vi preparate a questi eventi? Allora, intanto dalla preparazione, diciamo, della scaletta facciamo varie prove durante la settimana, soprattutto durante magari la settimana prima del concerto ne facciamo almeno 2 o 3. Poi, diciamo, prima del concerto ci ritroviamo, facciamo, un insieme di quello che dobbiamo fare, come dobbiamo esibirci e poi si va. E sul palco si fa sempre tutto il contrario di quello che si era A stabilito volte prima? sì, è vero, sì, a volte diciamo facciamo quella canzone lì, ma dobbiamo mettere a posto un attimino e poi si va un po' a ruota libera, ecco, ma questo è il bello della diretta, ecco. Succede mai che uno si dimentica le parole? O sono delle canzoni talmente... Può capitare tranquillamente. Basta inserire... Basta andare avanti, quello è l'importante, è andare avanti. Qualche Poi... aneddoto che ci puoi raccontare di successo in qualche concerto? Allora, sì. Qui sento delle voci in logione che Sì. infastidiscono. No. Beh, ma chi parla mi sa che è l'ultimo che sarà intervistato, per cui Ecco. non sa che cosa potrà capitargli. Sì, no, parlando di mancanza di parole, c'è successo durante un concerto che magari stavamo cantando una canzone e abbiamo sbagliato parole, ma diciamo siamo andati avanti lo stesso. Se ne sono accorti?
No, nessuno, anzi, tutti quanti bravissimi, molto bravi, e quindi insomma, ma l'importante è che una persona conduca la canzone e si va avanti e via spediti. È importante quindi non prendere delle stecche suonando, Sì. Che non è un tuo problema. No, quello Però no. capita che ogni tanto perdono la Sì, nota. ma è normalissimo. Magari poi tu con un acuto Sì, dai, dopo riesco a risolvi. risolvere. Ecco perché ti hanno preso nel gruppo. Potrebbe Perché essere. secondo me basta un acuto, e via. Volevo anche chiederti, avete mai conosciuto i Pooh? No, mi piacerebbe tanto però. Diciamo un sogno, perché conoscere sempre un personaggio in cui stai facendo le proprie canzoni veramente sarebbe un onore, veramente. Tu però non sei l'unica voce solista, vero? No. Infatti no. Ti tocca. Ti tocca? Sì, tocca. Ti tocca? C'è un altro cantante. C'è un altro vero? cantante che... Beh, sei arrivata prima tu nel gruppo o lui? No, lui è arrivato per prima. Io sono arrivata da poco. Da pochissimo. Sì, E- da fine gennaio, ecco. E intendi rimanere? Sì, diciamo... È perché i Pooh non Eh cantano beh. più, se no... No, infatti. Se no, chi fermerà, chi fermerà Caterina, giusto? Infatti, anche perché mi dispiacerebbe, perché dopo aver conosciuto questa banda di scalmanati, ma in senso buono, però dai. Paolo, le retrovie minacciavano di rigarti la macchina, perché? Sì, anche di staccarmi il microfono. Perché? Cosa combini? Ma io di tutto. No, ma allora, detto fra noi, voi non sapete, però tante volte ci sono delle discussioni sul discorso voce, ma nessuno sa che questi disgraziati qua dietro suonano con dei volumi che Cioè coprono la tua voce? noi suoniamo a sacco longo, ma Perché ci sentono Caterina ha fino. le sue doti e Caterina quindi è un grossissimo aiuto E tu fai fatica. che prendere io la per rincorsa. quanto alto posso arrivare come tonalità, ma Scusa, abbassare nel mixer il volume, no? io ho portato una forbice per tagliare i fili. Addirittura. Il bassista mi ha anticipato, ha preso i wireless e quindi non ha più il filo e mi ha così interrotto tutte le mie idee. Però ci avevo pensato. C'è il chitarrista che è quello che lavora insieme al che è quello batterista. che lavora, sì, sono gli unici due che lavorano e quindi non possiamo fargli del male così. Ma violo la privacy se vi chiedono, vi pagano quando vi esibite? Ogni tanto sì. C'è Ogni rimborso tanto. spese? C'è perlomeno un rimborso spese. Almeno Almeno il rimborso spese arriva. Sì, Beh, dai. magari, non so, vi danno da mangiare dopo il concerto. Quello sempre, sì. No, dai, il buono pasto ce lo danno. Come sei arrivato a far parte di questo gruppo? Ma io sono arrivato in maniera abbastanza casuale, nel senso che io sono andato ad ascoltarli un paio di volte. È Poi vero che tu sei il fan. io ero un fan. Pentito di non essere più un fan. Pentito di non essere più un fan, tornerei a fare fan. Dopo aver conosciuto questi disgraziati qua dietro. Però se eri un fan vuol dire che però ti devo avevano dire colpito, che sono degli ottimi compagni di viaggio, questo sì. Secondo Questo me vi divertite assolutamente un sì, sacco, ci divertiamo a prescindere un dal sacco. suonare i Pooh, sì, però Sì, no. secondo me Diciamo il per divertente le risate... è tutto il dopo. Ho avuto la fortuna o la sfortuna, adesso devo ancora capirlo dopo tanti anni, di conoscere Giuliano al di fuori del gruppo, che poi è stato un po' quello che mi ha inserito all'interno una volta che i cantanti che c'erano prima di me avevano deciso di eliminati? smettere. Perché come sì, tagli sì, i fili? sì. No, proprio ha soldato un killer che un giorno stavano non andando a era wireless prove, killer. hanno tagliato le gomme della macchina, non sono arrivati. Guarda quindi sono caso, il entrato fan via. era lì. Ero là in saletta. Ma tu cantavi, hai sempre cantato? Io ho iniziato a cantare a 16 anni. Non in questura, No, in quest'ora no, ancora non so niente, non dico niente. No. Ho iniziato a con cantare queste tue a 16-17 idee. anni, sì, esatto. Nel coro della chiesa? No, con un gruppo mio che facevamo una cover, band. però una band che faceva un po' di tutto. Dopo, logicamente, ho smesso negli anni del matrimonio. Ho cantato per un paio d'anni. Cosa vuol dire negli anni del matrimonio? Io sono separato, quindi Vabbè, ho ripreso ho capito dopo. perché... no, pensavo che ci fossero degli impedimenti ad andare a suonare. Diciamo che ci sono stati gli impedimenti personali abbastanza gravi, perché purtroppo ho dovuto subire la malattia di un figlio e quindi queste sono siamo cose stati personali, esatto. per cui non si scherzava, ovviamente. Sì, beh, certo. Ecco, allora, ho visto cantato... che tu sei entrato nel merito di questa vicenda,
Quanto la musica aiuta nei momenti difficili e quanto anche poi far parte di un gruppo, l'amicizia, la solidarietà, l'umanità, insomma dà carica, perché anche questo, no, dobbiamo evidenziare. Si dice che il periodo del lockdown in qualche modo ha vietato le attività sportive, ha vietato la musica, sono venuti a mancare 2 cibi del corpo e dell'anima che sono l'attività sportiva si vede. Vabbè. Quindi la musica bisogna avere aiuta, polmoni quando esatto, si è voce, no? Esatto. Non si può essere mingerlini. Non ho sentito. No, è cattiveria. Allora, la musica sicuramente, almeno parlo per me, mi ha aiutato moltissimo nei momenti difficili. Nei momenti difficili sia personali, sia del Covid e tutto quanto. Fortunatamente siamo veramente un gruppo molto affiatato, quindi anche nel periodo Covid ci siamo sentiti, abbiamo appunto fatto un qualcosa, ognuno da casa propria, e dopo riassimilato tutto, è venuto fuori anche molto bene e ci ha portato a superare tutto questo. Adesso è un po' da ricominciare perché l'evento dell'entrata di Caterina, l'evento che sembrerebbe che il Covid finalmente abbia un po' mollato la presa, e quindi con la riapertura dei locali e di tutto ci dà possibilità di ripartire a prendere le date che ovviamente abbiamo dovuto abbandonare Che programma avevate? Qual è il posto dove vi piace di più suonare, esibirvi? Qual è il pubblico che più vi appassiona? Allora, a me personalmente il concerto che è piaciuto di più che abbiamo fatto è in Cittadella, che abbiamo suonato alla Fiera di Cittadella, e secondo me è stato un concerto su una località eccezionale, che quindi eravamo vicino alle mura. All'aperto, sì. Quindi sta per arrivare l'estate? Sta per arrivare l'estate. Anzi, siamo in estate, sì, è anche ben calda, quindi si spera di ripartire. Adesso io penso che anche i locali comunque si devono riprogrammare un po' tutto quello che è gli eventi musicali. Quindi. I Pooh piacciono? I Pooh piacciono, ma un po' penso come tutti i gruppi. Quindi anche i Pooh ha i loro fans che vanno dalla persona meno giovane al più giovane, e questo credo perché siano un po' una storia di vita e di vite trascorse, quindi bene o male ognuno di noi si identifica su una canzone loro. Tu dicevi ho fatto parte di altre band, facevo cover e interpretavi anche altri brani oltre ai Pooh. Certo. Ti sei appassionato a Chi fermerà la musica per i componenti del gruppo o per la passione per i Pooh, o perché i componenti del gruppo interpretavano i Pooh in maniera così irresistibile che non potevi non fare a meno di questo gruppo? Devo dire che i componenti, o i miei compagni di viaggio come li chiamo io, sono dei bravissimi musicisti, ed effettivamente a livello musicale sono molto bravi. Io i Pooh li ho iniziato a seguire che avevo 18 anni, quindi forse un po' più tardi degli altri componenti. Mi sono visto parecchi concerti loro, e comunque la musica dei Pooh sei sopravvissuto, è un po' mi verrebbe da dire. Sono sopravvissuto, ma anche in maniera molto buona. Se ti sentono i Pooh, anche in maniera molto buona. No, poi come dicevo prima, ho identificato in me alcune canzoni, e la musica di Pooh secondo me è una musica bellissima, quindi sono onorato a farne parte e poterli cantare. Della musica, che può piacere un genere piuttosto che un altro, però sono dei grandissimi musicisti. Io spazio molto nei livelli musicali, perché ascolto i Pooh, ascolto l'heavy metal, ascolto... E cosa pensi allora? Adesso ti chiedo dei Maneskin, che a me appassionano tanto. I Maneskin sicuramente è un genere di musica, non me ne vogliano tanti, che è un po' di fuori del rapper che si sente al giorno d'oggi. Che non se ne può più. È anche un po' stancato, perché ormai se ne può più. Qualsiasi musicista, cantante nuovo che esce va su rapper. Non so se è perché è il più semplice, e questo non lo so dire perché non è un mio genere. Probabilmente è anche un gusto che piace, però è un gusto che piace, è il gusto del momento, ci sono anche come negli anni 70 c'erano gusti ben diversi. C'era Claudio Villa magari, no? Un po' prima Claudio Villa. No, forse un po' prima Claudio Villa, forse. Che anche quello comunque è un genere che appassiona molti. Assolutamente. I Maneskin secondo me hanno una musica che dà vigore, che dà ritmo. Sei d'accordo che sembrano veri e non costruiti? Sì. A differenza magari di tantissimi altri giovani interpreti validissimi, però sì, sembrano, non so, quella carica... Sembrano ragazzi nati negli anni soli. 60, quella carica che si viveva e che i Pooh hanno interpretato, secondo me. Assolutamente perché sì. Bisogna, credo, dare atto ai concerti live dei Pooh di essere concerti, veramente i primi concerti live in Italia. E anche i primi show forse a livello musicale. Addio, c'è fumo, odore caldo qui.
di dolce e di caffè, ognuno pensa a sé, nel giorno più normale, ma io sto male, male. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirselo è dura. È stato un bel tempo il mio tempo con te. Grazie. Grazie.